È stata inaugurata ieri sera, dopo un restyling, l'ala consiliare Falcone Borsellino del comune di Montevago. In particolare sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico per un importo di oltre 60.000 euro a valere sulle risorse del programma di azione e coesione della Sicilia 2014-2020. Sono stati inoltre riqualificati i locali e acquistati nuovi arredi. Sentiamo il sindaco Margherita La Rocca Ruvo e la presidente del Consiglio Comunale di Montevago, Antonella Migliore. La sala Falcone Borsellino, intestata ai 2 magistrati uccisi dalla mafia, ritorna ad essere a fruizione, intanto di tutta la città, ma in particolar modo è la sede del Consiglio Comunale. Questa sera siamo riusciti a poterla inaugurare. È un finanziamento che abbiamo avuto dai fondi di coesione, che ha previsto appunto l'efficientamento energetico, cappotto, infissi nuovi, e poi a questo si è aggiunto il restyling anche per quanto riguarda l'arredo. Ovviamente grande soddisfazione, perché da questo momento la sala comunale si presenta in una veste completamente nuova e sicuramente è un'altra bella realtà che viene offerta alla comunità. Per quanto riguarda l'efficientamento e gli interventi sulla sismicità, stiamo lavorando ancora con le scuole, abbiamo già consegnato la scuola materna perché è stata ultimata, stanno per completare le 2 stecche delle case popolari, sempre con un intervento di efficientamento energetico di 5 milioni circa. La città dei ragazzi, che anche questo è un altro edificio amato dai cittadini di Montevago, è prossimo all'apertura, spero entro il mese di giugno poterlo inaugurare, e poi si aggiunge il lavoro che si sta completando con la Chiesa Madre, che rientra comunque in un'azione di recupero di quello che la città di Montevago offre, per rendere la cittadina sempre più bella, fruibile a chi vi vive e accogliente per chi arriva da fuori. Seppur quest'aula consiliare è di recente costruzione, perché risale a una costruzione post-sisma, quindi degli anni '80, quindi insomma relativamente recente, è stato necessario fare degli interventi di ristrutturazione, ma soprattutto di adeguamento per il efficientamento energetico. Assieme a questi tipi di lavori, chiaramente si è provveduto anche a dotare la nuova aula consiliare di nuovi arredi, sarà dotato a breve di un impianto audio. Io ritengo che questa aula consiliare è il simbolo di una partecipazione democratica da parte di un organo collegiale che è il Consiglio Comunale, che ha un ruolo importantissimo all'interno dell'ente, e in quest'aula penso che lavoreremo bene e ritengo che potrà essere anche utilizzata per attività che possano essere diverse dalle sedute di Consiglio Comunale.